Da domani convocheremo tutti i gruppi che formalizzeranno il proprio capogruppo e da lì si inizierà anche l'attività in Consiglio per stabilizzare i gruppi, per formare le commissioni, perché appunto vogliamo essere operativi nel più breve tempo possibile, perché è quello che ci hanno chiesto i veneti. Ed è una cosa che sinceramente ho colto come sensibilità da parte di tutti i componenti di quest'Aula, sia di maggioranza che di minoranza, sia dei vecchi che dei nuovi, quindi secondo me questa legislatura sta partendo veramente col piede giusto e anche la sensibilità del Presidente Zaia di venire oggi a presentare in via ufficiale la Giunta qui in Aula vuol dire che è cambiato anche un rapporto con il Consiglio che mi auguro e spero appunto sarà produttivo, costruttivo e soprattutto utile ai veneti. Eletto presidente del Consiglio regionale venerdì con una maggioranza trasversale più ampia di quella che sostiene la coalizione di governo del Veneto, Roberto Ciambetti è soddisfatto di questi primi giorni di legislatura. Il programma presentato dall'esecutivo, secondo Ciambetti, ha tutte le carte in regola per rispondere ai problemi che i cittadini chiedono di risolvere con maggiore urgenza. Sono cose che abbiamo colto nella sensibilità delle persone durante questi mesi di campagna elettorale, ma sono cose che comunque rimanendo fra la gente sapevamo e capivamo già qualche mese fa, quindi sono cose che anche dal punto di vista legislativo della Regione troveranno un percorso, troveranno risposte, troveranno strumenti che serviranno appunto a rendere più efficace e efficiente il Veneto.